Siamo con mister Andrea Favalli, tecnico dell'Armistizio Zetra Don Bosco, neo campione del Trofeo Regione Veneto seconda categoria. Mister, è stata una partita molto difficile, insomma l'avevate sbloccata, siete stati ripresi subito dal malo, poi anche l'espulsione nei supplementari che insomma vi poteva complicare la vita, invece avete tenuto botte e poi ai rigori siete stati più freddi, direi. Sì, ce l'abbiamo fatta dopo tanta sofferenza. Una stagione non iniziata benissimo, poi da giocatore prima, adesso sono passato alla barricata, sono seduto in panchina. Soddisfazione per i ragazzi che hanno lottato tanto per arrivare fino a qua e alla fine ce l'hanno fatta. Soffrendo oggi, però la squadra si è vista perché comunque nelle difficoltà siamo riusciti a tenere botta e portarla ai rigori e dopo ci è andata bene. Edoardo Malagoli, portiere dell'Armistizio Zetra Don Bosco, nonché eroe di serata qui alla finale del Trofeo Regione Veneto di seconda categoria. Edoardo, partita molto combattuta, avete rischiato magari di perderla nel finale del secondo tempo supplementare, poi ai rigori sei salito in cattedra tu, ne hai parati 3 su 4, grandi complimenti insomma e ti chiediamo un po' le emozioni di questa serata. Le emozioni sono tante ovviamente, io devo ovviamente ringraziare i miei compagni che mi hanno sostenuto dopo l'errore del primo gol. Solo grazie a loro che sono riuscito a rifarmi ed è solo grazie a loro che siamo arrivati qua, perché alla fine è stata una vittoria di squadra, perché io ho parato gli ultimi 3 rigori, ma c'è chi ha fatto i 4 gol, chi ha fatto i gol le giornate prima anche nei gironi, quindi non è una vittoria solo mia, è una vittoria della squadra dell'Armistizio Zetra Don Bosco. Siamo con mister Renato Brazzale al termine della finale del Trofeo Regione Veneto di seconda categoria, che il Malo ha perso ai calci di rigore contro l'Armistizio Zetra Don Bosco. Mister, è stata una bella partita nel complesso, avete avuto forse le occasioni migliori per vincerla nel finale del secondo tempo supplementare, poi ai rigori purtroppo si sa che è una lotteria, comunque rimane un'ottima prestazione in tutta la manifestazione. Diciamo che l'analisi è giusta, la squadra si è comportata molto bene, se ci fossero i punti come nel pugilato sicuramente il Malo avrebbe vinto, purtroppo quando si arriva ai calci di rigore non vince sempre quella che ha giocato meglio durante i 90 o 120 minuti. Noi abbiamo fatto sicuramente di più dal punto di vista del gioco, peccato non aver finalizzato alcune occasioni favorevoli, però devo dire grazie ai ragazzi per l'impegno che ci hanno messo e a tutta questa gente che ci ha seguito. Enrico Bonato, capitano del Malo 1908, al termine della finale del Trofeo Regione Veneto seconda categoria, perse ai calci di rigore. Enrico, è stata una bella finale, una bella partita, combattuta fino all'ultimo, potevano vincere entrambe le squadre, purtroppo ai rigori è andata male, insomma comunque resta la soddisfazione di essere arrivati fino in fondo a questa competizione. Sicuramente resta la soddisfazione per questa competizione e per come le abbiamo gestite le gare, i diversi turni di qualificazione di questa competizione. Purtroppo questo calcio sbagli un gol al 120esimo, salvano un gol sulla linea e poi i rigori sono questi. E purtroppo dobbiamo prendere atto di questa sconfitta, sicuramente una sconfitta è parziale perché comunque essere arrivati fin qua è un grosso cammino, adesso non serve altro che aspettare per la partita domenica che è importantissima per il campionato.